Dopo i 200 farfalla passeremo alla gara dei 100 d'orso, esordienti a femmine. Sono 6 le serie previste. In corsia 2 nuoterà Elena Simoni, in 3 Ilaria Sorgato, in 4 Ludovica Imperio, in 5 Giulia Iemmolo, in sesta corsia Jasmine Puddu. Prima serie in acqua al momento Angelo Del Duca, miglior tempo 2:14:77, miglior tempo di iscrizione per questa prima serie è quello di Gabriel Salio, atleta della Mirano Nuoto, che nuota in quarta corsia, tempo di iscrizione 2:06:19. Andiamo intanto a vedere il passaggio a metà gara con William Casarotto 1:01:57 davanti a Gabriel Salio 1:01:75. Casarotto 32,93, Salio 32,55, dati relativi naturalmente ai secondi 50 metri di questi atleti. Carlisle dalla quinta corsia si trova in terza posizione, ma noi siamo già dall'altra parte della vasca per la terza virata, la virata dei 150 metri che ci dice Gabriel Salio passa al comando. Per Salio 33,44. Carlisle in seconda posizione 33,12, Casarotto in terza posizione 35,29, ma siamo alle ultime bracciate ormai, agli ultimi 25 metri con Salio in quarta corsia, Jack Carlisle in quinta corsia, testa a testa proprio tra questi atleti, con Nardi che prova a rientrare dalla sesta corsia, ma siamo all'arrivo con Gabriel Salio 2:08:80. Si aggiudica questa prima serie Jack Benjamin Carlisle 29.82 e per la terza posizione la spunta Ludovico Nardi con il tempo di 2:10:52.